ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano ragazzi, pole position in Austria che è una gara iper favorevole, ragazzi dobbiamo vincere per cercare di sfruttare tutte queste gare, per cercare di portare a casa un qualcosa che comunque non è semplice ma ce la possiamo fare anche grazie a dei ritiri pazzeschi in 2 gare che ricorderemo per sempre in questo canale. Andiamo raga, Gran Premio d'Austria. Ok raga, andiamo verso la gloria eterna. Vai 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 vai. Non sento un cazzo. Siamo iper favoriti. L'Austria è proprio una gara ormai che sia la Formula 1 chiamato GP domino. Saranno 7 giri di passivo. Se non facciamo noi errori la portiamo a casa, Ecco, magari non come questo. Subito un inizio un po' scoppiettante di veneziano. Sulla moto dei bei, come si dice, aggiornamenti e soprattutto ci ho preso bene la mano e c'ho i due maxi ritiri di Sachsenring e Catalogna mi stanno dando quel vantaggio incredibile. Stiamo zitti però, perché basta un attimo sto sport per perdere tutto, una 2 cadute, ciao, Marquez fa punti e si ritorna a soffrire. Certo l'Austria è una gara iper favorevole, dobbiamo sfruttarla assolutamente per portare a casa altri punticini irridati. Ce la possiamo fare, anzi ce la dobbiamo fare una gara così. È un po' come Catalogna negli anni d'oro. Boom! Subito veneziano sta spazzando via la concorrenza. Ma non è un problema. No, no, sei in Austria, non ce n'è. In Austria non ce n'è. E abbiamo il Dovi dietro, quindi neanche Marquez, questo sarebbe veramente una cosa fondamentale. Qua sì ce ne stiamo proprio andando di gran carriera. Quanto le amo le gare così su MotoGP, quanto le amo. Voglio portare a casa il titolo dopo anni e anni. Non sarà a livello massimo, però adesso siamo stabilizzati su 105, quindi così onestamente non me la sento raga, anche perché comunque le mie foto adesso saranno concentrate tutte su Formula 1, Flight Simulator, America's Cup e WWE. MotoGP sì c'è, però voglio giocarmelo più in rilassatezza. Certo, questo risultato non deve ingannare, non le vinco tutte su tutti i tracciati così, Certo, in Austria probabilmente potrei vincere tranquillamente anche a 120 senza troppi problemi. Questa è la sentenza come comunque stiamo attenti, basta la scivolata e perdiamo il vantaggio. Tanto il Dovi è sempre secondo e questa è una cosa importante. Io non ricordo che c'è anche un ritiro, però noi ci siamo anche ritirati in una gara, perché Marquez si è ritirato in due gare di fila più un'altra all'inizio in Argentina. Quindi per quello abbiamo questo vantaggio importante. Qua bisogna solo gestire. Ok. Molto bene. Boom! Il Cume sta sfracellando ogni record. Comunque in Austria secondo me c'è anche qualche bug, perché non è possibile che comunque
su ogni edizione di ogni gioco, cioè, ci sono questi vantaggi. Cioè, è spaventoso. Qua facciamo un piccolo errore di distrazione. Insomma, salvo, sai che potrei perfino... No, non sei zitto come. Potrei perfino fare una scivolata e probabilmente rimango primo. Veramente in Austria il dominio è imbarazzante. Bisogna sfruttare questa cosa, cazzo. Abbiamo 1 milione di euro di debiti, ma questo è un altro discorso. Buono. Sulla laps Remanang in un inglese che ormai è di padre lingua. Oh, va lungo qua, lungo. Molto lungo. Ok. Stiamo prendendo un po' sonno, non stare attenti. In verità ogni tanto ci sta una gara così, perché questo gioco comunque ha il potere di farti nervosire. Il ritiro, se non erro, è stato in Thailandia. No, scusa, in Finlandia, cazzo dico. Boh, mi ricordo. Ma il Cume adesso si sta pitturando. Il Cume pittura. Perfect. 2 laps, Remanang, Marquez a secondo. Valdovi lo risupera. Ma vabbè, qua c'è la lotta tra Marquez e Dovi, a noi però non ci interessa, se vinciamo guadagniamo comunque punti. Gara impeccabile fino a questo momento. Il Cume pittura, il Cume pittura. Relax. Molto bene. Ok, ormai siamo all'inizio dell'ultimo giro. Adesso commento poco, raga, ma sta gara veramente è così, insomma, è un po' così. No, cioè, ragazzi, cioè, veramente non ho parole, Final lap. Il Cume ha umiliato tutti in questa gara. La Catalogna, ragazzi, dei tempi d'oro. Questa è la Catalogna dei tempi d'oro, dove davo 10-11 secondi a tutti. Quest'anno ho vinto, ma grazie a delle cadute un po' multiple.
Bello questo, veramente la gran cagata. Ok. Very go. Sontuoso Veneziano, sontuoso. Ci siamo, vinciamo e dominiamo. Yeah. Non c'è storia in Austria. In attesa. Only Senza come in dubbio per lui è Österreich. stato- Vabbè, ciao tanto qua. Bene. Siamo in strada, qua va bene, lasciamo perdere. I debiti continuano e adesso andiamo a... Aspetta, non ho visto la classifica però. Abbiamo 26 punti di vantaggio. Beh, in realtà non abbiamo tanti punti di vantaggio, ragazzi. C'è altro che dominio. Ma che cazzo sto a dire? Molto bene. No, ma... proprio solo un figo, cazzo. In realtà abbiamo solo una gara di vantaggio, raga. Raga, qualificazioni completate, settimo posto in griglia, in una Silverstone un po' così. Va bene, noi l'accettiamo, dobbiamo fare punti, questo è l'importante. L'importante è fare punti qua. Siamo sesti in griglia, no? Scusate, vaneggio Gundeano. Escargò fuori, esca fuori. Voglio fare una gara pulita, non far cagate e portare a casa punticini. Questo è l'obiettivo number one, lesson number one. Vai che ce lo pappiamo il quarto. Valentino Rossi ha fermato, se non vinco io il titolo lo deve vincere il Cube perché è piccolo, è paffutello ragazzi. Vai Cube, dimostra che sei piccolo e paffutello. Ci stiamo avvicinando, raga, ci stiamo già avvicinando in una gara che comunque è stata una qualifica non semplicissima, mai nella top 5. Che siamo già in zona podio, il Cube ormai è in una forma strabiliante. Anche se pensavo di avere più punti di vantaggio, invece ne ho solo 26, una gara di vantaggio, cioè basta. It's incredible, it's incredible. Ci pigliamo anche Marchetto e ci pigliamo anche Marchetto. Signori e signori, un buon Cube del telemarket non ci sta ovviamente. Questa però è una gara molto diversa da... è un pazzo Marquez, è un pazzo. Mamma mia, un pazzo. 300 all'ora in curva, va bene. Crazy Market, molto diverso da Austria. In Austria dominio assoluto, qua siamo secondi da sesti, ma sicuramente non la stiamo dominando questa gara. Difficilissimo. Ole, no. Dai, spingi il catorcio infernale. Guarda che possiamo vincerla, raga, quando Vizioso praticamente frena. Io non capisco perché comunque la CPU ogni tanto fa queste frenate un po' così, poi però fa curve sparate che ti supera in 0,2. Credo che vincere a Silverstone sarebbe una botta, per gli avversari. Sarebbe la classica botta arrogante.
No, penalità. Brutto errore poi di veneziano. Brutto onestamente. Speriamo di non pagarlo a caro prezzo. Il Dovi è secondo, deve tenere la seconda posizione se ne vinciamo, sarebbe bellissimo. Ci voglio credere. Stiamo trovando la quadratura del cerchio. Beh, che al terzo anno possiamo vincerlo. Sarebbe veramente cosa buona e giusta. No, ma che cagata? No, il cagatone. Cagatone biblico qua. No, meno male che non c'è penalità, ma sto sbagliando tanto, per quanto abbiamo un secondo di vantaggio. Siamo veramente in un momento di grazia. Concentration però, come concentration, mancano ancora tanto. 1 secondo e 5. Dopo delle qualifiche comunque non semplici, cioè, stiamo guidando bene adesso, ecco. 3 decimi di penalità, ma chi se ne fotte della penalità. Molto bene, ma stiamo calmi. Gran calma come 2 laps remaining nell'inglese ormai. Perfetto anche qui a Silverstone, che ci tengono a una pronuncia perfetta. Andiamo a vincerla, andiamo a vincerla. Ci deve il The Dream. No. Come ci ha preso gusto, incidente per l'innominabile Crutchlow, e anche Alex Marquez purtroppo è scivolato il Marquez sbagliato. Anche Nakagami, oddio cos'è, cominciano i ritiri di massa. Mamma mia se l'ho vista brutta. Mamma se l'ho vista brutta. No, Dio. Ecco la cagata. Doveva arrivare la stronzata ed è arrivata. Dio porco, riapriamo tutto. Riaperto tutto. Devo veramente dare una bella botta agli avversari. Invece faccio il cagatone. Che erroraccio signori, che erroraccio scandaloso. In sto gioco basta un errore, c'è niente da fare.
Basta un cazzo di errore, zio Ken. Siamo addirittura decimi. Pensavo di perdere così tanto. Zio Ken, zio Ken, zio Ken. Adesso non recupero neanche più. Ma porca troia. Attenzione, cade Marquez. Incredibile, cade Marquez. Incredibile, è caduto Marquez. Che ho sprecato l'occasione della vita. Ho sprecato l'occasione della vita. Potevo ipotecare il mondiale. Dai che stiamo rimontando, ma potevo ipotecarlo. Cade Marquez. Se vincevo lo ipotecavo. Non ci voglio credere. Stiamo spingendo come dei forsennati però, Ma non ci voglio credere. La beffa atroce. Il beffone atroce. Che beffa atroce, cade Marquez e Viñales. E io vado a cadere anch'io, incredibile. La gara delle cadute. Questa sì che è il beffone atroce. Jack Miller, scivolata di Miller. Andiamo a chiudere al 6° posto, ma non ci voglio credere. Potevamo ipotecare il mondiale. Vince Dovi. Il Cume saluta, ma vaffanculo. Tra poco la regia ci porterà in zona podio per assistere alla cerimonia di premiazione. Vediamo la classifica, ci vede a più 28, ma lasciamo perdere che è meglio. Vabbè, non si può sempre vincere. Ma che sbaglio ho fatto? Ma zio Ken, era mia, avevo 2 secondi e passa di vantaggio. Ma vaffanculo. Vabbè, un raga, saluto del commentatore veneziano, sono veramente incazzato. Ciao!